Voglio anche dire una cosa, ho visto qualche commentatore dice adesso Zaia convoca le elezioni, ma cosa c'entra la convocazione delle elezioni col terzo mandato? Niente, vuol dire prendere ancora in giro i cittadini. Allora, la legge regionale dice che le elezioni si convocano nella finestra primaverile, questa è la legge regionale. La legge nazionale dice che le elezioni si convocano entro 60 giorni dalla fine del quinto anno di amministrazione. I nostri tecnici dicono dobbiamo chiarire quale delle due va bene, visto e considerato che noi abbiamo questa finestra strana a causa Covid, e quindi scadiamo a settembre 2025, quindi avremo più 60 giorni, perché giustamente i tecnici dicono se le convochiamo in primavera potrebbe essere che a elezioni fatte qualcuno magari che le ha perse le impugna e ci fa tornare ad elezioni e viceversa se le convochiamo in ottobre qualcuno potrebbe dire ma dovevate convocarle in primavera, magari fanno l'impugnativa e si torna a votare. A me sembra una roba logica, quindi si andrà a votare, cioè finitela, non voi, finitela col dire Zaia convoca le elezioni, ma è ovvio che si va a votare, è previsto dalla legge, e solo che i tecnici che hanno tutto il tempo e se lo possono prendere vogliono una risposta dal Consiglio di Stato rispetto a qual è delle due norme che va rispettata, appunto. Prendiamo l'ipotesi più vicina a noi, l'autunno 2025. Siamo semplicemente ad aprile, immagino che il Consiglio di Stato nel giro di una settimana, 2 settimane, 3 settimane, i primi di maggio darà una risposta. Da maggio per convocare le elezioni, a ottobre, novembre, quello che sarà, perché oltre novembre non si può andare, ci si mette veramente poco, quindi sono tutti i tempi, cioè, calmi tutti perché non è che uno bypassa le elezioni, a me spiace che si prendano in giro i cittadini.